Siamo con l'assessore comunale allo sport Andrea Bimbatti. La cerimonia delle benemerenze sportive torna a Rovigo, una città altamente vocata allo sport e alle associazioni sportive. Assolutamente sì, siamo, come abbiamo detto, molto attenti al mondo dello sport come amministrazione e cerchiamo di investire non solo risorse ma anche in termini di attività. È un orgoglio per noi poter ospitare intanto il presidente nazionale del CONI Malagò, ovviamente nel teatro sociale che è una delle eccellenze meravigliose non solo culturali della nostra città, quindi un evento importantissimo per il nostro capoluogo in un momento in cui il Veneto rappresenta anche la capitale europea dello sport, quindi valorizziamo la nostra città ma diamo valore soprattutto ai tanti atleti che verranno premiati in occasione di questa meravigliosa manifestazione. Siamo con il presidente regionale del CONI Veneto, Dino Ponchio. Il 4 dicembre torna la premiazione delle benemerenze sportive in città di Rovigo. Quali saranno un po' queste eccellenze che vogliono anche premiare appunto lo sport nel territorio? Ma con un claim che ho coniato 4 anni fa, è un momento in cui onoriamo le persone, le società, i personaggi, i grandi atleti, dirigenti e tecnici che hanno onorato lo sport. Onoriamo coloro i quali hanno onorato lo sport. Credo sia un momento importante ma anche doveroso, perché saranno, come detto, le eccellenze dello sport veneto che metteremo in mostra con la consegna delle stelle d'argento e d'oro ai dirigenti e alle società, con le palme d'argento e d'oro ai tecnici e con le medaglie d'oro e d'argento agli atleti, e sono tanti, tantissimi, perché il Veneto ha la capacità di in qualche modo produrre risultati quantitativi, vedi i tesserati, ma anche qualitativi, vedi Parigi.